Identidade che renarre sa matessi cosa, a essere identico, egualità perfetta. Identidade è sa cussenzia de sé come entità distinta da essas atteras che siguin in su tempus definia, che si conoscete. Qual è l'identità de so sardo de oe? Est una pantama, un ammentu o itta? In itta suntos identicos e distintos sos sardos. Quali sunt sos caratteres dessa differenzi soro? Qual è sul riferimento dessa generazione noasa? In itta poente narre da essere identicos e distintos in su mondo globale. Naraias scrittore Raffaele La Capria. Un'identità forte est una ventana in su mondo che si può tirare a intro sa satteras puru. Si è debile invece si firma da ponne in gloria a issa matessi, in serrandesi in s'allaccanas de sull'ocanismo. Sull'identità si sono fatti molti studi recentemente e una delle conclusioni più interessanti alle quali si è approdata è questa. Per cercare di capire che cos'è l'identità, prendiamo una corda. Si pensa che la sua unità e quindi la sua identità sia legata al fatto che ci sia un'unica fibra che la attraversa, oppure la sua unità e la sua forza è dovuta al fatto che ci sono molte fibre coese tra di loro e con l'attrito che gioca un ruolo fondamentale perché le connette e le lega e le salda due a due. Perché ho fatto questo esempio? Perché sostanzialmente dagli studi più recenti sull'identità risulta che è improprio pensare all'identità come la persistenza di un unico nucleo personale, nel caso dell'identità di un singolo individuo, o storico, culturale, nel caso dell'identità di un popolo, che attraversa tutto il suo processo evolutivo. Piuttosto l'identità è la capacità, come nel caso della corda, di legare tra di loro le diverse fasi di questo processo evolutivo, dando al processo medesimo coerenza e unità proprio attraverso le relazioni che si sanno istituire tra le diverse fasi in cui si articola il processo stesso. È improprio cercare l'identità di un popolo, in questo caso l'identità della Sardegna, in un nucleo storico, appunto concettuale o culturale, che persista dalle origini, dai tempi antichi fino ad oggi. Piuttosto, appunto, l'identità di un popolo sta nella sua capacità di stabilire attraverso le diverse fasi del suo sviluppo storico una evoluzione contraddistinta da caratteri che via via si legano tra di loro e che, appunto, come nel caso della corda, riescono a dare continuità al processo evolutivo e storico in cui consiste sostanzialmente la vita, l'attività di questo popolo. E nel caso della Sardegna io credo che si debba cercare appunto di rintracciare dall'antichità ad oggi non tanto il nucleo fondamentale, quanto appunto questa capacità di istituire relazioni tra le diverse fasi attraverso racconti evolutivi che in qualche modo siano specifici dell'identità del popolo sardo. In che cosa consiste l'identità di una singola persona? Perché ci aiuta a capire poi il problema dell'identità di un popolo in quanto ne costituisce un modello semplificato. È evidente che non possiamo parlare di continuità fisica, perché se pensassimo a un nucleo fisico che permane, a qualche cosa che permane, chiaramente con il problema dei trapianti la continuità fisica viene meno, ma non per questo viene meno la continuità dell'identità personale. Potremmo parlare di una continuità psicologica, ma anche in questo caso, durante le diverse fasi evolutive della vita di una persona, ci possono essere trasformazioni anche profonde. Pensiamo, per estremizzare, ma proprio per far capire la questione, al cambiamento di identità sessuale, che costituisce uno stravolgimento
della continuità psicologica, ma non per questo mette in causa la continuità dell'identità. Quindi in che cosa consiste l'identità della persona? Nella capacità di raccordare le diverse fasi, anche eterogenee, magari anche conflittuali, magari anche mutuamente esclusive della sua vita, attraverso un racconto che riesca a dare omogeneità e continuità, appunto, alle diverse fasi dell'esistenza. Ecco, per i popoli è la stessa cosa, quindi direi che per quanto riguarda il popolo sardo la questione dell'identità può essere in qualche modo fatta risalire alla capacità di narrazioni che diano continuità e senso di coerenza alla storia del popolo medesimo. Per gli indipendentisti è evidente che un senso forte di identità può costituire una forza propulsiva molto importante per una battaglia politica orientata in questo senso. È evidente che l'indipendenza, il desiderio di indipendenza presuppone l'identità. La stessa cosa può essere fatta anche se in maniera, lo stesso discorso può essere fatto anche se in maniera un po' più debole per quanto riguarda l'autonomia. È difficile, diciamo, spingere un popolo a fare una battaglia convinta e tenace di indipendenza se questo popolo non ritiene di avere un'identità forte, e da questo punto di vista penso che ci sia una correlazione abbastanza evidente tra il senso di identità, di appartenenza e la coesione che ne deriva e una battaglia politica seria e profonda per quanto riguarda i temi dell'indipendenza. E la lingua è un fattore estremamente forte per quanto riguarda appunto la costruzione o la ricostruzione di un senso di identità e di appartenenza. In sostanza la lingua è uno degli elementi culturali forti che permette appunto lo sviluppo di questo senso di appartenenza, ma ce ne sono altri, ci sono i beni culturali, ad esempio, c'è il paesaggio, nel senso che chiaramente nessun individuo nasce spaesato, ciascun individuo nel momento in cui nasce si riconosce nel proprio paesaggio. Per diciamo, capirlo anche in questo caso estremizzando, pensiamo a una cosa: è evidente che un bambino che nasce in una città del tutto artificiale come Las Vegas ha nei confronti del proprio ambiente, sviluppa nei confronti del proprio ambiente un senso di appartenenza molto diverso da un bambino che nasce in una città con tradizioni culturali e beni ambientali, paesaggistici e culturali molto ben identificati e frutto di un patrimonio storico ben preciso come Roma, Firenze, Parigi e via dicendo. Per cui diciamo ci sono tanti elementi che costituiscono il paniere che contribuisce a formare un senso di identità forte di un popolo. Certamente la lingua è uno di questi fattori e pensare di costruire una identità efficace senza il supporto di una lingua forse è un'operazione culturale particolarmente difficile, perché la lingua appunto favorisce, è uno degli elementi che favorisce in maniera più diretta e più efficiente, più efficace la costruzione di questo senso di appartenenza e di questa coesione.